Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano. Allora ricontinuiamo la carriera Championship Manager barra Football Manager con i giochi vecchi. Allora, ricapitoliamo, 2002-2003 l'obiettivo era vincere 2 trofei su 3. Purtroppo non abbiamo vinto la sfida, però abbiamo vinto lo scudetto che mancava, che il Milan quell'anno ha vinto in realtà Champions League e Coppa Italia. Almeno un trofeo è arrivato. Poi nel 99-2000 l'obiettivo era vincere qualcosa col Barça, perché il Barça non aveva vinto niente, l'eterno secondo, vittoria per sconfitta in semifinale, finale e secondo posto in Liga. Vinciamo Liga e Supercoppa Spagnola, anche se la Supercoppa Spagnola non contava per la sfida, però la Liga sì, e ce la siamo portata a casa. 98-99 Venezia, obiettivo a salvezza, addirittura l'esonero, quindi sfida non superata. Adesso siamo col Mar Red nella stagione 2001-2002 e l'obiettivo è come per il Barcellona vincere qualcosa, ovviamente le Supercoppe di Lega non valgono. Il Manchester è arrivato, mi sembra, terzo in campionato, sconfitta in finale in Carling Cup, semifinale, terzo turno FA Cup, se non ricordo. Sconfitta in Champions League in semifinale, un disastro, non hanno vinto niente, noi dobbiamo vincere almeno qualcosa di importante. Raga, andiamo, stagione 2001-2002, il Man Red di Ruud Van Nistelrooy, David Beckham e tanti altri. Bella raga, allora siamo proprio nel vivo del calciomercato. Sto cercando di comprare giocatori soprattutto in difesa, ma non riesco a portare a casa un centrale degno di nota. Si è fatto male anche Veron, siamo con i King's Call. Dopo la squadra, diciamo, base del Marred, siamo in Supercoppa inglese, la Shardy Shield, come dicono quelli bravi. Non conta ovviamente come si dice, non vale per la sfida, però se portiamo a casa sicuramente è meglio. Vediamo come giochiamo. Prima partita di solito su Football Manager la perdiamo a manetta. Vediamo. Con un 4-4-2 classico, perché il Man Red era proprio la squadra da 4-4-2. Gol del Man Red, Roy Keane, proprio lui. La riserva di Juan Sebastiano Veron. Ok, la squadra c'è per il momento. Andem, secondo tempo. No, possiamo già portare a casa una coppetta, che non conta ovviamente, però è sempre un trofeo. Allora, andiamo via Cole, mettiamo York, mettiamo Nicky Butt o Bat, lascio sempre a voi la scelta finale. Ho bisogno di centrare, un centrale però, ho bisogno di un centrale a tutti i costi. Gol del Liverpool, lettimare, proprio agli ultimi minuti come al solito. Rigori. Andiamo, gol del Liverpool, gol del Man Red, sbaglia il Liverpool, gol del Man Red, gol del Liverpool, gol del Man Red, gol del Liverpool, ecco. Lo perdiamo, eccola. E perdiamo i rigori, la Charity Shield comincia benissimo, perfetto, direi perfettamente alla grande. Raga, inizia il campionato, Veron rientra, abbiamo preso Cristiano Ronaldo, 16 anni tanto per, ed è arrivato anche Reitzinger che ha un infortunio di 2 mesi, però intanto l'ho preso per quando rientra magari mi potrà dare ancora una mano, insomma non è scarsissimo, ho preso 10 milioni. Va bene. Vabbè, dopo aver perso la Supercoppa inglese, vediamo se riusciamo a cominciare bene il campionato, speriamo. Riusciamo a fare acquisti, raga. Gol del Man Red, Andrew Cole. Vogliamo il gol di Van Nistelrooy e Beckham, vogliamo.
Ok, tattiche Marred. Ok, la squadra c'è, a parte Bex. Non è che abbiamo tantissimi giocatori, Gol del Marred, ancora gol, ragazzi. Ragazzi, su. Andiamo a chiuderla. Condizioni. Esce Cole. Entra Veron per Roy Keane. Phil Neville per Bex. Andiamo di chiudere bene, grazie. Buon 2-0, doppietta di Cole e si gode. Ok, non mi interessa. Fortunato Fortune. Non molto fortunato Fortune. Il Chelsea ha qualcuno? Il Chelsea. Ok, vediamo. Non mi vendono nessuno. Siamo già alla seconda di campionato. Ok. Allora. Veron lo mettiamo al posto del buon Keane. Squadra di serie. Beh, uscì però. Un po' una merda, però. Promuoviamolo in prima squadra. Ne abbiamo grande. Fletcher. Ancora un po' così. Però in realtà non è malissimo. Vabbè. Iniziamo la partita. Vai contro il Middlesbrough. Gol subito. No, Veron ha annullato il gol. A Juan Sebastiano Veron. Peccato. Ecco, gol del Middlesbrough, perfetto. Gol del Manchester. Adesso Veron segna. C'è una difesa, ragazzi, di merda. Ancora a svegliarsi Van Nistelrooy. Male. Di Cole mettiamo York, i Calippo Boys. Dai ragazzi, gol del Man Red, Ryan Giggs. Entra Roy Keane per Veron e Neville per Beckham. Ancora non sta svegliando Rud. Vinciamo 2-1, ottima vittoria. Bisogna fare gironi con Boavista Dortmund e Lokomotiv Mosca. Girone abbordabile, ma dalla quale è meglio diffidare. Maccai rifiutata. Provato Rio Ferdinand, anche lui niente. Supercoppa al Liverpool vince. Newcastle United. Portiamo, li abbiamo tutti purtroppo, non è che possiamo. Ronaldo è veramente ancora una pippa purtroppo.
Ah, perché poi in Inghilterra c'erano meno riserve. Devo un attimo riguardare le riserve, è vero. Cioè, deve svegliare. No, Cole fuori, entra York. Solo 5 possiamo metterne. Devo un attimo rifare le riserve. Deve svegliarsi Rudd, però. Gol, Ryan Giggs. Finisce il primo tempo, Rudd non si sveglia, Rudd. Paul Scholes, mettiamo Roy Keane. Bisogna chiudere, raga. Mettiamo. Voi se no. Vogliamo il gol di Rudd. Vinciamo 1-0, però intanto sono altri 3 punti. Lo United vola. Call fuori 3 settimane. Vabbè, se mettiamo un attimo a posto qua. La mettiamo qua York. Come riserve portiamo sicuro Roy Keane. Sicuro Nicola Butt. Nicolino Butt. Phil Neville che fa sia destro che sinistro. E Blanc c'è difensore. E uscì difensore. Vabbè. Non siamo ancora Middlesbrough, Aston Villa. Buon inizio, ma è chiaro che da qua a vincere qualcosa ce ne vuole ancora. Le dure, le dure. Si è rifiutato. Che palle. Abbiamo Desaione. Jim Pink Floyd Hasselbank. E Lampard magari. Non verrà mai Francuzzo. Newcastle. Incredibile che non vuole andare via, però. Ferdinand. Sol Campbell. Abbiamo tanti soldi, ma se non possiamo spendere, cioè. Liomber mi fa tutto, cazzo. Liomber rifiutato, vedete, salviamo un attimo. Che avevo fatto un bel filotto. Che palle però. Marchetto Overmars. E che Nesta niente, Cannavaro niente, cioè impossibile comprare. Allenatore del mese, godo. Per esempio, Forlan era stato preso. C'era Forlan. Vedi ancora l'Independiente. Richelme non viene, abbiamo Ortega.
Vabbè, proviamo. Per averne uno in più. Tanto i difensori abbiamo capito che non vengono. Ok. Cristianone ovviamente non c'è. E sono allenatore del mese, ragazzi. E silenzio. Il Kuma è tornato. Ok. Allora, trattativa per De Michelis. Ma dai, ma che palle, lo volevo Martin De Michelis. O De Michelis, lasciamo la scelta. Sono felici. Marcel Desailly. Uno in più non mi farebbe schifo. Dai che voglio Marcel. Dopo abbiamo perso la Coppa, la Supercoppa inglese. Ok. Perché? Ma che palle. E chi vendo? Che bello. Chadwick. Il buon Chadwick. Non posso rescindere. Ok. Ned rifiuta, strano. Ciao. Anche Ortega, ragazzi. Cioè, Ortega, insomma, ne ho visti di peggio, ecco. Per il football manager va bene. Ok. Togliamo Chadwick. York. Ma Ole Gunnar Solskjaer, io non lo voglio più. Scolo in vendita. Qualcuno lo vorrà? Andiamo all'Est, dai, chiudiamo quest'ultima partita. Siamo senza la Blanca. Mamma mia, velocità 6. Sarà dura vincere oggi, eh? Sta dominando l'Ester, non è ancora l'Ester dei miracoli. Non si svegliava in gol. Riusciamo a sfondare 0-0. Mettiamo adesso Gary Neville. Ne abbiamo un attaccante, non abbiamo. Vai. Gol York. Il
Grande Manred, dai che torna la vittoria il Manred. Vero, niente, solo Rud non segna. Rigore. Gol dell'Ester, attenzione. Ai ai ai. Vinciamo 2-1, altra grande vittoria. Siamo in fuga. Buono raga, saluto il comandante veneziano, la squadra c'è, Rud un po' meno, ma a sto punto facciamo così. Così. Forse era quello l'errore. E adesso Rud tornerà a segnare. Raga, un saluto del comandante veneziano. Ciao!